La Blue Tentacle con la dottoressa Chiara Rosano che ci racconta quello che voi venite qui a proporci oggi, cioè nella sostanza un sistema integrato, no? Un sistema di supporto anche alle decisioni, una serie di sonde. Vuoi raccontarci tu qualcosa? Sì, certo. Blue Tentacles appunto è una startup che è nata in Trentino e abbiamo sede a Bolzano che si occupa proprio di rendere, diciamo, intelligenti impianti irrigui già esistenti e di andare a dare un consiglio irriguo a quelli che sono gli agricoltori, quindi a dirgli quando e quanto irrigare. Sfruttiamo una rete che si chiama LoRaWAN, che sono delle onde radio a bassa frequenza che permettono di avere una connettività in campo e, e quindi una volta che c'è creata la connettività, attraverso vari sensori per il monitoraggio dell'umidità del suolo e delle condizioni ambientali come anche la temperatura o centraline meteo, andiamo a intanto fare un monitoraggio delle condizioni in campo e poi a dare un consiglio irriguo agli agricoltori. C'è anche la possibilità di poter andare a gestire tramite un'app sia sul computer che sul proprio cellulare il proprio impianto irriguo e quindi andare effettivamente poi ad aprire e chiudere le proprie elettrovalvole sia in modo manuale ma anche attraverso una programmazione, quindi creare una schedulazione. Una schedulazione, cerca di spiegarci, non tutti quelli che oggi ci ascoltano sono così dentro a questi aspetti. Certo, soprattutto anche nelle nostre zone, ma anche in altre, spesso ci sono i consorzi irrigui che danno la disponibilità a fasce orarie dell'acqua e quindi la schedulazione è fondamentalmente già programmare l'apertura e la chiusura delle valvole a determinati orari. Quindi viene fatto una volta a inizio stagione e dopodiché non deve essere più fatto e c'è tutta la gestione di allarmi anche per effettivamente verificare che le valvole si aprono oppure no se ci dovessero essere dei malfunzionamenti. Come leggete, diciamo, l'umidità all'interno del suolo? Allora, abbiamo diversi sensori come questi qua e principalmente usiamo dei sensori che sono capacitivi, quindi che vanno a monitorare effettivamente l'umidità del terreno che c'è, ok? Se no possiamo utilizzare anche dei sensori tensiometrici come questo qua che invece dice effettivamente nel quantitativo di acqua che c'è nel terreno qual è quella disponibile per la pianta e quindi qual è in grado di assorbire. Molto bene. Però visto che prima eravamo dalla fina, quella Certo. sonda potrebbe essere integrata nei vostri sistemi oppure non vedi possibile una integrazione? Ma secondo me diciamo che tutti questi sistemi, se collaborano tra di loro, credo che diano effettivamente un servizio all'agricoltore utile. Quindi secondo me sì, ci potrà sicuramente essere una diciamo, collaborazione di varie sensoristiche in campo. Io credo che più sia specifico il dato e più effettivamente viene aiutato l'agricoltore nel suo lavoro di tutti i giorni. Concordo assolutamente, ma diciamo, le culture su cui avete accumulato maggiore esperienza saranno sicuramente quelle tipiche del Trentino Alto Adige, quindi presumo Certo. la vite, il melo, eccetera. E in orticoltura avete esperienze? Ma abbiamo fatto delle sperimentazioni su pomodoro nella zona di Ferrara e abbiamo fatto anche delle sperimentazioni su tabacco nella zona di Verona. E quindi sì, diciamo ecco che sicuramente il nostro principe, la cultura principe sono le arboree perché essendo nati lì quelle sono quelle che ci troviamo, però sicuramente anche nel reparto orticolo abbiamo ancora esperienza da fare, ma c'è buono spazio per questa tipologia di tecnologia. Sì, certo, perché questo diciamo, quindi consente all'agricoltore di fare innanzitutto un'irrigazione precisa, ragionata in base ai bisogni della pianta, Esattamente, non diamo di più, non diamo di meno e questo è il primo passo verso la sostenibilità. esattamente.